Quindi domenica che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. È il Signore che nos dà il cur dagli essi cristiani. Matteo, in che volte i fariseos, savut che Gesù aveva fatto tasei saduceos, si son das dogne duc, e un di loro, espert di legge, lo ha interpellato per metterlo alle provis. Mestri, gli ha domandato, qual è il comandamento più grande di tutta la legge? E risponde, tu amaras il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutti gli tuoi sforzi. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Ma il secondo ricompagna di che tu amaras il tuo prossimo come te in persona. Di questi due comandamenti dipende tutta la legge e tutti i profeti. Allora un po' ci sono domenici che vediamo a stringersi il giro attorno al Signore, a cercare in qualche forma di chiapparlo in fall per via di accusarlo, no? E lui si vise di questo. Poi bene, chi ho vinto un di quei esperti della legge dal Vecchio Testamento, che lo clama mestri, ma attenzione, non per imparare di lui, lo clama mestri perché ha la gusto di chiatarlo in fall, alle false proprio. Beh non, qui è il Cristo per loro. Cristo è un che non l'ha studiato a Gerusalemme, Cristo è un che è venuto da Galilea. Cristo è un marangon che è il fedele di Dio. Non dome, ma Cristo è un che di sabide alla guarit, un caliere malato, e io ho rimproverato, dicendo, voi mi criticais perché ho guarito, però se il mus vostro o la vacchia o il bo ha bisogno di bevi, lo dispeais che il per farlo bevi. Ecco allora, quel chi aveva detto anche tanti svolti, se sta detto per antico così e così, ma io us dis, qui crodi al di sei quel chi. Allora gli fas la domanda, qual è il comandamento più grande della legge? E attenzione, per loro il comandamento più grande della legge era proprio la sabide che bisognava polsare, perché già il Signore aveva osservato questo comandamento. Quel che non rispetterà la sabide sarà copato, diceva l'Esodo. Quel che farà in che di qualche ore, sarà tagliato fuori dal suo popolo, quel che era il più grande comandamento della legge. Poi bene, il Signore dimostra di conoscere la legge e al va tal Deuteronomi, là che ascolta Israele, il Signore, che è il nostro Dio, il Signore è l'unico. Tu volerai bene al Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutti gli tuoi sforzi. E al giunte, come secondo comandamento, un tocco dal Levitico, là che dice, non sta ci risvendix, non sta tegnerosi in squintri i figli dal tuo popolo, ma tu amaras il tuo prossimo come te in persona. Io sono il Signore. De modo che lui al dimostra di conoscere la legge, anche lui. Questo al dice, e sono i due comandamenti che sono un solo, perché il secondo la dite che è importante come il primo lui. Di modo che tutti i libri delle leggi è dentro di quel comandamento dal comandamento dell'amore. Se si vuol bene, tutte le regole, che erano 613 regole di osservare per gli ebrei, tutte sono instrutte in quelle robe lì, in quei parole lì. Bon, allora capiamo le robe di che altre bande, come dice Mut, che nos succedono a noi in te vite. Allora, noi partiamo dagli essi voluti ben, tutti. E attenzione, vostri genitori, quando voi avete un figlio, il vostro cuore, Dio lo empie col suo amore. Qual è il suo amore? Quel che il bene alla persona in forma incondizionata. Difatti, se i vostri figli sono buoni, si volete bene, se non si comportano bene o continuate a voler bene. Quel chi è l'amore di Dio?
vuole bene a un, non perché ti dà un risultato, una gratificazione, ma perché di sì. Ecco, noi si sta voluti bene in che forma lì, di modo che i nostri genitori erano la sprolunghia di Dio che non soleva bene in che forma lì. A un dia si volus bene ci succede che no attacchi a crodi di essi qualche don. E se non vuole bene o sin importanza, se non vuole bene o fasin su il nostro valore davanti a noi stessi, di modo che plan plan arriviamo a accettarsi, a plasersi, a volersi bene anche noi. L'importante è che dai comandamenti, che si diceva sempre, si marcava soprattutto l'amore verso Dio e verso il prossimo. Attenzione che noi verso il prossimo o partiamo in rapporto con noi stessi. Se uno non accetta se stesso, si sente un weight, c'è fasi al di che altro. Si sfrutta, ci riempla il weight, anche se non lo riemplarà mai. Ecco, se io o mi critichi, se io non mi perdoni, o voglio essere che altri, tutto che mi serve per criticare e per non perdonare. È importante che di volessi bene a noi stessi e al ben dagli essi voluti bene. Allora, gli essi voluti bene per volessi bene e dopo darsi a chi altri. Questo è un lavoro importante. Non arrivi a darmi a che altri se io non credo di essere importante, di essere buono, di valere algo. Noi c'è da, questo è il fatto, si capiscono. Allora, Luca dal Vangelo hai da a Cristo, al dis di Cristo, riferis di Cristo questi speraulis. Veitere missione come calare missione Dio, vostri pari. Non stai a giudicare e non saresti giudicati. Non stai a condannare e non saresti condannati. Perdonate e us vignerà perdonato. Ma attenzione che speravo che vanno in prima di tutto per noi stessi. Non stai a giudicare, vuol dire che non vindi giudicare neanche noi stessi, vindi lasciarsi giudicare di Dio. Così non vindi condannarsi, non stai a condannare. E perdonai sì, prima di tutto a voi stessi. E dopo o vedrete che non giudicais neanche che altri, non condannais neanche che altri e o perdonais anche a che altri. Sicché è importante, o torniamo sempre sull'amore per noi stessi, io non posso volerti bene a te più di troppo come vuoi bene a me. E per sapere troppo che ti vuoi bene, occhiali troppo come vuoi bene. Per sapere troppo che tu puoi volermi bene a me, o hai decidere di capire troppo che tu ti vuoi bene. Hai di capire che l'altro per quel che è, per il rapporto che ha con se stesso. E che hai voi, questo comandamento dall'amore realizza veramente la persona. Perché? Perché se non vogliamo bene o si incontenti. E qual è il desiderio più grande che viene? Per di essere contenti. Allora, per essere contenti queste vite, bisogna volere bene a se stessi e a chi altri. Per essere cristiani, bisogna volere bene a se stessi e a chi altri. Per volere bene a Dio, bisogna volere bene a se stessi e a chi altri. Perché così instasso e dite dall'imprimo, voluts ben dei genitori se non di Dio e oscuviargin Dio in che altri. Il ver culto, la vera religione, è volere ben a che altri, perché che altri sale Dio, come che è dentro di noi. Allora, come facciamo la preghiera, proprio perché il Signore nos fa scuviarci e nos dà anche la forza di capire c'è tanto amore, bisogna di amore che viene, ma tal stesso c'è tanto bisogno che viene di dare amore a chi altri per essere contenti. Allora, tutti insieme, preghiamo che più io sing e più non ascolti. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, io di nos
accopà il nostri egoismi che nos fas diventa vecchios prin da loro. Restet al nostri cur, calela to chiase, e insegni-nos a dismenteare la parte sempre viarte, a duce cal succede, a duc che i cotiatin. No ho vingus di essi contents, per offrire a duc una bocchia di ridi, e indurmidissi e sveassi con la bocchia di ridi. Fasinus scuviargi il mar di amor che vin dentro di noi. Fasinus sigurs che tal nostri cur alle puest sempre parduc. Fas covio dedin tot l'amor che l'esparnisat tal nostri mont, par corrivedin a chiatà la strada che mene la di duc, senza la safur nessun, perché che la misura dell'amor tu nus l'has date tu che tu has voluto bene a duc senza misure. Amen. E allora, ciao di auguraus, di scuviarge propite, c'è tanto amor coves vut, c'è tanto amor coves dentro di vuatris, per poter vole ben a chiatris. O disabili un mar di amore, o viene il Spirito Santo dentro. Allora, a vuatris nonos, us consei di bussà i vuestris nevots sul cur. A vostres genitors us consei di bussar i vostris fills sul cur, perché che lì hai la fontana de vite, dall'amor, dagli essi contents. E che il Signore al svei fur induce no, propite al spalanchi di spuartis dal cur, perché così o rivedin a falu viodi a chiatris, median propite l'amor. Buone domeniche e mandi.